benvenuti. Oggi è venerdì 22 settembre 2023. Il sole sorge alle 6:47 e tramonta alle 18:57. La luna sorge alle 3 e cala alle 17:38. La Chiesa oggi celebra San Maurizio. Il nome Maurizio è un nome che viene dal latino e significa Moro, ossia della Mauritania. Il suo numero fortunato è il 3, il colore il blu, la pietra l'acqua marina e il metallo il ferro. Autunno, tempo di pulizie. Cornici, vassoi, teiere e posate sono chiusi in bella vista, in attesa solo di essere rimessi a nuovo. E come farli brillare? Tra i rimedi della nonna più adatti per pulire la nostra argenteria, il dentifricio è senza dubbio il più adatto, grazie alle sue potenti proprietà sgrassanti. Basta infatti coprire l'intera superficie interessata e strofinare con uno straccio. Una volta conclusa l'operazione, basta risciacquare e asciugare con cura. Festeggia oggi 65 anni Andrea Bocelli, famoso tenore italiano apprezzato in tutto il mondo. Dopo aver lavorato per un anno come assistente in uno studio legale, Bocelli decide di dedicarsi completamente al canto, iniziando a prendere lezioni private. Nel 1993 la notorietà, arrivata grazie al duetto Miserere con Zucchero. L'anno seguente la vittoria a Sanremo tra le nuove proposte e quindi poi il grande successo nel 95 con il brano Con te partirò, arrivato quarto. Bocelli si è esibito nei più importanti teatri d'opera e ha duettato con figure come Luciano Pavarotti, Lady Gaga, Ed Sheeran, Céline Dion e Stevie Wonder. Sono 47 gli anni per Ronaldo Luis Nazario de Lima, conosciuto semplicemente come Ronaldo, ex calciatore brasiliano soprannominato Il Fenomeno. Con la sua nazionale ha vinto 2 campionati del mondo, mentre in Italia è stato l'idolo dei tifosi dell'Inter, squadra con la quale ha giocato per 5 stagioni, conquistando una Coppa UEFA. Infine auguri ad Ornella Vanoni, la signora della canzone italiana, oggi 89enne, lunghissima la sua carriera, cominciata nel 1956 con 8 partecipazioni a Sanremo, dove al massimo è arrivata seconda. Per lei la consolazione di oltre 65 milioni di dischi venduti. Tra i suoi grandi amori Giorgio Strehler e Gino Paoli. Ross confida a Joy e Chandler che il suo matrimonio è fallito perché a sua moglie piacciono le donne. Comincia così la prima puntata di Friends, trasmessa negli Stati Uniti dalla NBC il 22 settembre del 1994. La sitcom sulle vicende di 6 giovani amici avrà un successo planetario e arriverà in Italia 3 anni dopo. Vi siete mai chiesti qual è lo strumento musicale più antico del mondo? È il flauto. Il reperto più lontano nel tempo è stato infatti trovato in Germania e risale a ben 35.000 anni fa. Furono ritrovati diversi frammenti di quello che è stato ribattezzato il flauto del Paleolitico. Dalle analisi scientifiche è poi risultato che era stato fabbricato con delle ossa di uccello, nello specifico del grifone. Adesso lasciamoci stregare dai consigli del nostro astrologo, Marco Amato. Buongiorno ai 12, la luna continua a stupire, creando un reticolato di aspetti bellissimi nel cielo. Vediamo cosa succede. Ariete, ottima questa luna in trigono che vi accende di nuovo di passione e subito non vi fa stare nella pelle. Iperattivi oggi, con grande voglia di fare, di risolvere, di soluzionare. Sicuramente avrete bisogno di un tecnico in questi giorni per qualcosa che riguarda la casa, ma sicuramente di ottimo umore e coinvolgenti. Toro, sembra che il peggio sia passato e adesso sapete che le procedure che dovrete affrontare sono quelle. Ora rivolgetevi un po' più all'amore e ai sentimenti e ai rapporti interpersonali e cercate di aggiustare qualcosa che non va. La vostra benevolenza e la vostra generosità vi aiuteranno non poco. Gemelli, seppure la luna è in opposizione al reticolato di aspetti, crea un dinamismo molto forte nel vostro cielo. Giove e Mercurio sono in trigono e quindi accendono sul vostro pianeta
diventa una grande voglia di ambizione e di grande finalizzazione degli obiettivi che riuscirete a ottenere entro breve tempo. Cancro. La luna oggi un po' variegata, ce n'è per tutti e le emozioni arrivano da tutti i lati. Oggi siete assolutamente esplosivi e con voglia di darvi e dare in una maniera assolutamente affettuosa e avvolgente. Leone, la giornata di oggi prevede un solidissimo trigono Luna-Venere. Oggi ritornate padroni dei vostri affetti e soprattutto dell'immagine di voi stessi che credevate essere messa un po' troppo in crisi, quindi sursum corde vi siete ripresi il vostro ruolo da re. Vergine, continua la quadratura della Luna su Mercurio che però non si dà per vinto e si fa in 4 per darsi da fare, anche per contattare da lontano qualcosa di importante che può essere utile al lavoro e per essere permeabili a suggestioni che vi erudiranno sempre di più e che vi daranno strumenti per finalizzare i vostri obiettivi. Bilancia, Marte sovrano nel vostro segno zodiacale sta tentando di muovere qualcosa di importante e ci riesce proprio perché un incontro fortunato accende una passione, una dinamica molto bella. Anche se le ombre del passato sentimentale tentano di avvicinarsi, voi sarete comunque ridanciani, divertenti e ironici al punto giusto, oggi tutti da disinnescare. Scorpione, la Luna vi ha regalato tantissimo, adesso sta a voi rimboccarvi le maniche ed agire, perché oggi finalmente è il giorno in cui riuscirete a toccare con mano i risultati di un lungo lavoro. Coraggio, siete di nuovo apprezzati e la percezione di voi di essere creativi e poliedrici è di nuovo tornata. Sagittario, stupenda la luna che dai vostri gradi sta emanando tutta una serie di energie molto belle e positive. Ottimo l'umore anche delle possibilità lavorative che finalmente sembrano andare per il verso giusto. Grandi conquiste in tutti i sensi, soprattutto vi riappropriate del vostro spazio personale anche a casa. Capricorno, il cielo oggi è molto generoso, anche se sentite che qualcosa sta per cambiare e così sarà, ma essendo padroni del tempo sapete benissimo vivere qui e ora, quindi godetevi la giornata sotto l'auspicio di un sole che comunque vi riscalda e vi rende chiara la prospettiva. Acquario, la luna sta facendo delle meravigliose tessiture per voi e le trame, gli orditi che si intrecciano sembrano quasi da romanzo. Il vostro è il segno delle sorprese, quindi l'avvicendarsi di eventi oggi sarà veramente copioso, quindi cercate di stare un po' dietro a tutto in maniera divertita e senza stancarvi. Pesci, la giornata di oggi, seppure prevede una luna in quadratura, motiva moltissimo la fermezza del vostro Saturno a difendervi e difendere i territori conquistati. Un po' come quando si gioca a risico, si deve ben saper calcolare, se si vuole un territorio nuovo, quanto si è disposti eventualmente a perdere. Antena Sicilia sta preparando un contest dedicato agli appassionati come te. Invia i tuoi cortometraggi o video alla nostra email dedicata, che troverai in sovraimpressione. È il momento di far conoscere il tuo talento al grande pubblico televisivo. Ancora oggi, di tanto in tanto, è possibile vederne una sfrecciare sull'asfalto. Nata nel 1972, la 126 è stata l'utilitaria più venduta in Europa. Concepita dalla Fiat per sostituire la 500, è uscita definitivamente di scena il 22 settembre del 2000, quando la casa torinese ha interrotto la produzione. Ci sono tipi che sembrano proprio non avere tutte le rotelle a posto, totalmente fuori di testa. L'espressione inglese per indicare questa tipologia di persone è off one's rocker e sta ad indicare chi proprio non ragiona bene, insomma un vero e proprio matto. Ti sei perso gli ultimi modi di dire che abbiamo analizzato? Non preoccuparti, puoi recuperare tutto ciò che hai perso direttamente su YouTube, sul canale Sicilia Play. Bello e dannato come i protagonisti dei suoi romanzi. Non ha ancora 30 anni Francis Scott Fitzgerald, ma già può vantare fama, successo e soldi.
Lui, insieme alla moglie Zelda, vuole vivere a pieno ritmo i ruggenti anni '20 e inizia a sperperare denaro in sontuose feste e in spese futili. Nel 1925 pubblica Il Grande Gatsby, il libro che più di tutti restituisce l'anima di quegli anni e che gli darà successo, rappresentando però l'inizio della fine. Dopo il terribile 1929, anche il suo matrimonio entrerà in crisi e il suo nuovo romanzo, Tenera è la notte, si rivelerà un fiasco. Fitzgerald affoga le pene nell'alcol per scoprire poco dopo che Zelda soffre di schizofrenia. Fitzgerald morirà poco dopo, nel 1940, prima di riuscire a terminare Gli ultimi fuochi, romanzo che, pubblicato postumo, gli ridarà la gloria. Ci salutiamo con la frase del giorno. Alcuni dicono che la pioggia è brutta, ma non sanno che permette di girare a testa alta con il viso coperto di lacrime. Arrivederci, a domani, buona giornata dalla vostra Naomi.